Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Esordio con il botto della SMEC Caorle in Serie C Gold. I gialloblu di coach Ostan sono andati a vincere l'intera Vicentina a Due Ville per 45-60. Decisivo il break nel secondo periodo, dove trascinati da un buscaino in gran spolvero, Caorle ha rifilato un parziale di 10-28 andando a riposo lungo sul più 20, gestito poi nella seconda parte di gara. La prima giornata ha fatto già registrare la sorpresa della caduta di Mestre a Montebelluna, mentre il resto dei risultati ha rispecchiato le attese. Intanto ci si prepara al via anche dei campionati minori friulani. L'Energy Basket Portogruaro affronterà la Serie D impiegando la medesima squadra impegnata nel campionato Under 18 d'eccellenza. Lo scorso fine settimana test importante nel torneo organizzato tra la Serie D del Comitato di Pordenone. Ultimo posto, ma a parte questo, note positive dal punto di vista della crescita di un gruppo che in proiezione futura potrà recalare tante soddisfazioni. Era per noi l'esordio in questa categoria, per la prima volta per molti di loro era l'occasione di confrontarsi in una categoria senior contro giocatori molto più grandi, molto più esperti. 3 partite che ci hanno visto di giorno in giorno effettuare miglioramenti importanti. Sono assolutamente soddisfatto dell'opportunità che abbiamo avuto. I ragazzi hanno colto l'opportunità appunto di mettere in pratica quello su cui abbiamo lavorato fino adesso, che è ancora poco in relazione alla parte atletica che fino ad ora è stata preponderante, però si sono già visti dei buonissimi segnali che ci incoraggiano su questa strada e su questa direzione. Era un test a cui ero ansioso di arrivare, perché anche per me è un modo di scoprirli, di conoscerli, in quanto ovviamente li conosco poco e chiaramente i giocatori si conoscono allenandoli, si conoscono vedendoli in situazioni di partita, in situazioni dove loro sono in difficoltà, vedere anche come reagiscono, e sicuramente da questo punto di vista questo primo torneo di Serie D, questo primo assaggio di categoria senior ha dato solo ed esclusivamente, ci ha fornito solamente elementi positivi. Per quanto riguarda l'Under 18, direi che questi ragazzi sono già in grado di poter essere annoverati tra le compagini che potrebbero anche giocare per un posto al sole. Sì, questo è il nostro obiettivo, l'esperienza è bivalente, l'Under 18 sicuramente è il loro campionato di categoria, dove dovranno tra le altre cose mettere a frutto anche l'esperienza che fanno in Serie D, cosa che magari molti altri coetanei non riescono a fare, quindi io mi aspetto di vedere diciamo quello che si porta a casa la domenica, di vederlo poi durante la settimana con i pari età. Senti, dall'altro della tua esperienza in questo gruppo c'è qualcuno che potrebbe veramente dire un qualcosa di importante in un futuro prossimo? Bah sì, senza dubbio, ci sono alcuni giocatori che hanno delle enormi potenzialità, sicuramente per poter arrivare a calcare palcoscenici di tutt'altro livello a quelli che ci sono qui in zona, quindi dipenderà poi da loro, i mezzi, le potenzialità ci sono tutte, i ragazzi sono estremamente motivati e io per loro assolutamente prevedo un futuro roseo, anzi sono convinto che qualcuno di loro trarrà grande esperienza, grande giovamento da questa esperienza e gli servirà molto, e credo che anche gli altri club, i club di categoria superiore sicuramente vedranno in questi ragazzi dei giocatori su cui poter fare degli investimenti anche per il futuro. E tra coloro che si sono messi in evidenza in questa pre-season sicuramente c'è Martin Lessing, eletto miglior giocatore al torneo Under 18 di Conegliano e ottimo protagonista anche in questo fine settimana in Serie D. Sicuramente l'inizio di stagione è stato un buon inizio sia per la squadra sia per me, anche grazie al premio. Il torneo di Conegliano è andato molto bene e anche l'ultimo torneo, quello senior, nonostante siamo arrivati ultimi, è stato un buon torneo che ha visto un miglioramento graduale di partita in partita. Ecco, siete arrivati ultimi, insomma va anche considerato che avete tutti quanti 16 anni e giocate contro dei giocatori ben più esperti, ma ciononostante anche domenica con San Vito avete venduto veramente cara la pelle e avete anche rischiato di vincere.
Sì, soprattutto l'ultima con San Vito è stata un'ottima partita. L'abbiamo persa sul finale, però comunque ci è servita. Ma tutto il torneo ci è servito, poiché questo è il livello che troveremo in campionato. Ecco, quindi soddisfatti tutti di essere rimasti qui a Portogruaro nell'ottica dell'uscita di scena del BBO? Sì, comunque un ottimo progetto, nonostante siano uscite le altre società, ma ci sono tutti i presupposti per far bene. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258.